salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce visione che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Se con te hai tuo Dio, che è sicura di te, non dimentica mai. Egli sa tutto quanto, quello che stai passando, stai tranquillo perché Lui sta già operando. Ricorda bene da dove vieni e dove andrai. Ricorda bene da quali pesi Lui ti liberò. Tu non dovevi essere qui, ma Dio parlò così. Io ti rialzerò e tutto ciò che tocchi io lo benedirò.
Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi sia chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Amen. Carissimi, pace nel Signore, buongiorno a tutti, che meraviglia poter essere qui, gloria a Dio per questa benedizione, questo giorno in più, e ringraziamo il Signore per questa grazia di poter essere qui insieme. Vorrei dare benvenuti a tutti alla preghiera del mattino, oggi il 15 ottobre 2024, martedì. Noi siamo le Sheadamit, Chiese Evangeliche Assemblee di Dio Arca Missionaria Italiana, e siamo qua nella presenza del Signore stamattina. Io sono il pastore Victor Lopez e sarò con voi per la grazia e bontà del nostro Signore. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli che sono in diretta con noi, che sono connessi su questo canale. Grazie a voi che siete iscritti in questo canale di YouTube AD Arca Missionaria Italia. Grazie a tutti che sono iscritti, che partecipano con noi, che il Signore vi benedica. Lascia tuo mi piace, condivide questa diretta con altre persone, e ogni mattina di martedì e giovedì noi siamo qui con voi alle 8 con la preghiera del mattino. Abbiamo i cantici, abbiamo le preghiere, abbiamo la parola di Dio, un consiglio biblico, e seguiamo ogni martedì e giovedì con questa preghiera, cercando il Signore, ringraziando Dio, intercedendo uni per gli altri, come la parola del Signore ci dice di fare, ci comanda di fare. E vorrei ringraziarvi per la vostra partecipazione. Gloria a Dio, che Dio ti benedica. Ti auguro una giornata. Grazie a te che mi ricevi a casa, che hai aperto la porta della tua casa e mi hai ricevuto in questa mattina. Grazie a te che mi hai portato al lavoro, siamo insieme a lavorare. Grazie a te che sei in macchina ma sei connesso ascoltando la preghiera. Che Dio ti benedica.
Vorrei mandare un abbraccio ai fratelli delle basi missionarie, che Dio benedica tutti i miei fratelli della base missionaria in Italia e anche fuori Italia. Vorrei mandare un abbraccio ai nostri fratelli di Pomarance, Monticerboli, ai fratelli di Pisa nel settore 2, quindi missionario Marco, missionaria Denisa, Jamili, missionaria Carminha e tutti i fratelli del settore 2, che Dio benedica tutti i miei fratelli. Vorrei mandare un abbraccio anche forte ai fratelli di Verona, Legnago, la terza città più grande della provincia di Verona, Legnago. Vorrei mandare un abbraccio ai fratelli di Legnago, che Dio benedica nostro missionario Giovanni, la missionaria Dariana e tutti i nostri fratelli. Un abbraccio forte a voi, che Dio vi benedica. E vorrei mandare anche un abbraccio ai fratelli del settore 01, che è il settore della provincia di Firenze, i fratelli che sono della chiesa di Firenze, i fratelli che sono della chiesa di Scandici, che Dio vi benedica. Un abbraccio grande, siete preziosi. E vorrei anche mandare un abbraccio a tutti i nostri fratelli del progetto Non Sei Solo, del Vivaio Missionário. Vorrei mandare un abbraccio alla nostra missionaria Mirella in Svezia, che Dio ti benedica, Mirella, in nome di Gesù. Vorrei mandare un abbraccio al caro fratello Marco di Spagna, che Dio benedica fratello Marco di Spagna, e tutti i fratelli che sono in Albania, in Romania, in Grecia, Germania, Svizzera, Nord Europa, che Dio vi benedica. Dio vi benedica, vi benedica, vi benedica. Amen. Gloria al Signore. Seguiteci su questi profili dell'Instagram, Sheldamit 01, Sheldamit settore 01, Sheldamit settore 02 e Sheldamit settore 03. Che Dio vi benedica. Vorrei anche ringraziare tutti i fratelli che cooperano, che contribuiscono nell'opera del Signore. Che Dio vi benedica. Voi che fate la missione insieme, noi non facciamo solo, vinciamo insieme, conquistiamo insieme. Che Dio vi benedica abbondantemente. Tutti i nostri fratelli che mensilmente cooperano, mantengono l'opera missionaria di evangelizzazione in Italia. Che Dio vi benedica in nome di Gesù. Amen. Glória al Signore. Continuiamo adorando il santo nome di Gesù nostro Signore. Fratelli, Dio è grande, è fedele. La parola del Signore dice che se noi siamo infedeli, Lui rimarrà fedele. E è vero. Quante volte nella nostra vita noi non siamo fedeli al Signore? Quante volte nella nostra vita noi sbagliamo e parliamo, pensiamo, prendiamo strade che non piace al Signore, ma Lui rimane fedele. Mi fa ricordare della parabola del figlio prodigo. Quel ragazzo aveva tutto, ma i suoi occhi guardavano ciò che era fuori, come uno che dice: ma io posso, io ho diritto di vivere, io devo vivere. E molte volte noi pensiamo così, perché il mondo vive. Noi viviamo così, il mondo vive e noi dobbiamo vivere come il mondo vive.
Quel ragazzo ha guardato fuori casa, ha guardato il mondo. Purtroppo la sua scelta lo ha portato in una condizione miserabile. Lui ha perso tutto, ha speso tutti i soldi, tutta la sua eredità con le meretrici, come dice la parola, e la sua fine è stata coi porci, mangiando ciò che i porci mangiavano. E lui si è tornato a sé e ha detto: nella casa del mio padre i servitori del mio padre mangiano meglio di me. Io ero figlio, ma non importa, io tornerò dal mio padre. Io tornerò dal mio padre e... Grazie Marco. Io tornerò dal mio padre e dirò a lui: ricevimi almeno come uno dei tuoi impiegati, dei tuoi servitori. Che bel ricordo che ha avuto quel ragazzo in quel momento, quando si è trovato in quella condizione di vita, coi porci, ha potuto riflettere. Stamattina lo Spirito Santo di Dio ti invita a riflettere in tutto ciò che Lui ti ha fatto, ti ha dato, ti ha concesso, ti ha permesso. Sarà che tu non sei un privilegiato? Sarà che tu non hai cose che ti mancheranno più avanti se tu non avessi? A volte noi abbiamo tutto e ci lamentiamo di quello che abbiamo e desideriamo una nuova vita. Io voglio una nuova vita. Ci sono persone che dicono: io voglio una nuova vita. Questo anno sta finendo, siamo già a 15 ottobre, mancano 2 mesi, 15 giorni per finire l'anno, e magari ci sono persone che stanno già facendo piani dicendo: 2025 io voglio una cosa nuova. Attenzione, attenzione. Dio è Dio di cosa nuova e tutti i giorni è nuovo con Dio. Però attenzione in ciò che tu desideri. Attenzione. Quel ragazzo ha desiderato magari agli occhi degli altri cose buone. No, lui è giovane, vuole vivere la sua vita, vuole avere delle esperienze. Calma. Attenzione, non è così. La Bibbia dice che ogni cosa deve essere presentata al Signore in preghiera. Alleluia! Non precipitarsi, non dare un passo senza chiedere al Signore. Quel ragazzo non ha domandato al padre: padre, che pensi se io faccio così? No, lui ha richiesto, lui ha detto: dammi la mia parte.
Ma che Dio grande, Lui è fedele anche quando noi non siamo fedeli. È stato infedele quel ragazzo, ma il padre è rimasto fedele. La Bibbia dice che il padre ha cercato quel figlio dappertutto. Quel padre ha cercato quel figlio in ogni parte. Quel figlio si allontanò, ma il padre si avvicinava, bussava alla porta. Ma quel figlio non si accorgeva, quel figlio non si rendeva conto, quel figlio non se ne fregava della ricerca del suo padre, era coinvolto con quel mondo che aveva scelto, finché è arrivato dai porci a mangiare il cibo dei porci. E in quel momento, che Dio di misericordia, fratelli, Dio è misericordia, Dio è misericordia nella tua vita. E stamattina lo Spirito Santo sta parlando ai nostri cuori, dicendo: accorgiti depressa, accorgiti subito che questo posto, che questo modo di vita, che come tu stai vivendo non è il tuo posto, non è ciò che Dio ha preparato per te. Dio ha una cosa grande per te. Dio vuole fare una cosa grande nella tua vita. Dio ha delle cose speciali per fare nella tua vita. Quando quel ragazzo si accorge, corre e torna. Ricordati dove sei caduto e ravvediti. Ricordati dove sei caduto e ravvediti. Ricordati del primo amore. E quel ragazzo ha ricordato del primo amore, perché quegli amori che lui ha vissuto in quel periodo non era amore, era passione, era carnale, ma lui è tornato. Quando arrivò lì, lui chiedeva soltanto che il suo papà lo ricevesse come uno dei suoi impiegati, ma il papà è il papà. Alleluia, gloria a Dio. E la Bibbia dice che quel papà è andato all'incontro del suo figlio, lo ha abbracciato e ha detto: celebriamo, facciamo festa, perché questo figlio era morto e vive, era perso e è trovato. Celebriamo, gloria al Signore. Oggi è giorno di festa, perché so che lo Spirito Santo sta lavorando nei cuori che si sono allontanati dal proposito, dalla presenza, dalla volontà di Dio, ma oggi sta tornando. Oggi ci sono persone che stanno tornando. Scrivete qua: Signore, eccomi qua, ricevimi. Scrivete qua: Signore, ricevimi. Come il figlio ha detto: ricevimi come uno dei tuoi impiegati. E il papà lo ha sorpreso. Mattina di sorpresa. Alleluia! Gloria a Dio. Mattina di sorpresa nella presenza del Signore qua. Io sento la sua presenza qui con me. Io so che tu anche stai sentendo la presenza del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Fratelli cari, possiamo oggi tornare col cuore aperto al Signore, dicendo: Padre, ho peccato contro te, non sono degno di essere chiamato il tuo figlio, ma ricevimi almeno come uno dei tuoi impiegati. Umiltà,
Che Dio ci benedica, fratelli. Gloria a Dio. Preghiamo esta mattina, se tu hai una richiesta specifica di preghiera, mandateci e avete questo canale. Noi stiamo facendo tutto questo come per avvicinare voi da noi, perché sappiamo che la diretta noi non vediamo le persone, non sentiamo voi, ma c'è questo canale che ci fa più vicini. È il nostro numero di WhatsApp 351 360 43 20. 351 360 43 20. Se tu vuoi partecipare mandando la tua testimonianza, se tu vuoi mandare una richiesta di preghiera o sapere di altre cose della missione, potete contattarci su questo canale 351 360 43 20. Dio ti benedica. Alleluia. Preghiamo, fratelli, per ogni richiesta di preghiera. Il Signore è grande. Vorrei chiedervi preghiera, continuiamo pregando perché Dio possa mandare, preparare, consacrare diaconi per l'opera del Signore. Amen. Abbiamo bisogno, le basi missionarie hanno bisogno. Preghiamo per l'opera missionaria a Pomarance, a Pisa, a Firenze, a Scandici, a Legnago, in Svezia e in tutta l'Italia e tutto il mondo. Preghiamo per l'opera missionaria perché Dio possa benedire e fare crescere per la gloria del suo santo nome. Alleluia. Fratelli, preghiamo per la nostra conferenza missionaria 2024. Vorrei condividere con voi questo avviso. Abbiamo già il programma della conferenza missionaria 2024 e quindi vi prego di essere pronti, mettere sulla la vostra agenda questo programma che sarà 1 e 2 novembre qua a Firenze, nella base missionaria di Scandici, in via San Giusto 2. Avremo quest'anno, per la gloria di Dio, volendo il Signore, la conferenza missionaria 2024 che ha il tema Vivendo il tempo di restaurazione, ubbidendo per servire. Quindi si trova in Ezechiele capitolo 37 versetto 7 il nostro tema, e vorrei invitare tutti i fratelli dal nord al sud d'Italia per partecipare con noi di questa conferenza. C'è una richiesta della sorella Anna: vorrei chiedere preghiera per la mia famiglia e per me. Amen, sorella. Un abbraccio, non so se è Anna di Dosso Buono, ma un abbraccio alla sorella Anna che partecipa con noi. Che Dio ti benedica in nome di Gesù. Amen. Preghiamo per Anna e non so se ci sono altre richieste di preghiera. Continuiamo in preghiera per Massimiliano, per la salute della sorella Vanusa, sua schiena. Gloria a Dio. Preghiamo uni per gli altri. Preghiamo, fratelli, per il proposito dell'acquisto del palazzo a Montecherboli. Oggi è un giorno molto importante di decisione e domani devo presentarmi lì di mattina con tutte le cose che abbiamo bisogno per fare quell'acquisto. E se tu senti nel tuo cuore, se tu sei spinto dal Signore per servire, per benedire quest'opera, contattaci, perché così puoi aiutare, puoi essere d'aiuto alla conclusione di questo proposito, di questo primo passo dell'acquisto del palazzo per la missione lì a Montecherboli Pomarance. Preghiamo in nome di Gesù perché tutto è possibile al Signore. È Anna di Dosso Buono. Amen, Anna. Dio ti benedica.
Preghiamo per il missionario Marco Lillo. Glória a Dio. Per tutti i missionari, per la Denisa, pela sua salute, la família. Preghiamo per la Jamile, per la missionária Carminha. Preghiamo per la missionária Mirella di Svezia. Preghiamo per il missionário Giovanni, da Ariana. Vi chiedo preghiera per me e per Priscilla, che siamo qua a Scandite. Preghiamo per a Firenze. Preghiamo per la missionária Lia e per il pastore Davide. Dio è grande e può fare ogni cosa. Signore, in questo momento uniamoci in preghiera nella tua presenza. Vogliamo renderti gloria, onore e maestà. Grazie di questa mattina che iniziamo qua adorando il tuo santo e potente nome. Padre, è nel nome del tuo Figlio Gesù che ci presentiamo davanti a te esta mattina. Non solo con le nostre richieste, ma anche, Signore, con i nostri cuori rotti, presentando-ti ogni cosa, ogni necessità, ma anche la necessità delle nostre anime che ha tanto bisogno di te, Signore. Grazie perché abbiamo conosciuto la tua via, tu si sei presentato a noi e sei entrato nella nostra vita quando abbiamo aperto la porta dei nostri cuori. Grazie, Signore, perché abbiamo confessato con la bocca, creduto con il cuore e oggi, Signore, continuiamo sulla via della verità, sulla via che ci porta alla vita eterna, perché tu ci hai salvato per darci vita eterna, Signore, per perdonarci i peccati. Il tuo sacrificio in croce, Gesù, è stato per espiazione dei nostri peccati. E come non ringraziarti per questa grande benedizione? Come non ringraziarti, lodarti, benedirti per questo grande fatto nella nostra vita? Perché non potevamo noi espiare i nostri peccati, no, ma possiamo ravvederci. E questo è il messaggio: ravvedetevi, perché è arrivato il regno di Dio. E vogliamo essere partecipi, Signore, di questo regno. Vogliamo essere presenti in questo regno, non solo oggi, ma per sempre. Quindi ti prego, Signore, di conservare i nostri cuori puri. Alleluia! Di conservare la nostra mente pura e che possiamo presentarti come soldati che non ha da svergognarsi, soldati che non si svergogna di niente, ma che gradisce colui che ci ha chiamato. Grazie, Signore, perché ci hai chiamato e abbiamo ascoltato la tua chiamata e abbiamo detto: eccoci qua. Oh Signore, la tua parola dice che sono monte le afflizioni del giusto, ma di tutte tu lo libera. E so che tu hai soluzione per ogni cosa. Tu sei la soluzione per la vita, perché tu ci hai dato vita. E quindi ogni cosa in questo mondo e anche fuori di questo mondo è possibile a te. Signore, se è una porta di lavoro, apri. Se è un altro lavoro che questa persona ha bisogno, fa secondo la tua volontà. Signore, se è la salute, ti prego, guarisce oggi. Se è un problema a casa, risolve oggi, Signore. Ferma questa guerra. Entra oggi nel combattimento che stiamo affrontando, Signore. Entra, ti prego, entra nella prima linea, perché tu sei generale. Tu sei il generale di guerra.
Combatti i nostri combattimenti, Signore, stamattina. Combatte le nostre guerre stamattina, Signore. Ti prego di fermarle in nome di Gesù, Padre. Ferma le frecce. Come dice Salmo 91, che 1000 cadono al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma tu non sarai colpito. Signore, alza oggi un muro di protezione attorno a noi, alla nostra missione, alle nostre basi missionarie, ai nostri missionari, ai fratelli della Chiesa, a quelli che ci seguono. Alza un muro di protezione oggi, Signore, nelle famiglie, nei matrimoni, nei figli, nella vita dei bambini che sono alla scuola. Alza un muro di protezione, un perimetro di protezione e di liberazione, in nome di Gesù, Padre. Fa tornare indietro Satana oggi nel suo piano contro di noi, contro questo uomo, contro questa donna. In nome di Gesù, Signore, spezza, distrugge, annulla, cancella, neutralizza in nome di Gesù ogni azione del nemico contro il mio fratello, la mia sorella, contro questi che sono in diretta, contro Anna, contro Nemesis, contro Marco, contro Luca, contro Edina, contro Milvia, contro Jamili, contro i missionari, contro la missione, in nome di Gesù, contro Massimiliano, in nome di Gesù, Signore, fa tornare Satana. Come tu hai pregato per noi, Signore, e come tu hai detto a Pietro, ho pregato per te, perché Satana voleva vagliarti come il grano. Signore, interviene oggi nella nostra vita e non permette che Satana ci vagli come il grano, ma ci fa restare saldi nella tua presenza. Alleluia. Signore, oggi è una mattina, stamattina è una mattina di combattimento spirituale e vorrei chiederti, Signore, che tu possa rinforzare i soldati stamattina. Rinforza, Signore, i nostri missionari stamattina, i nostri fratelli. Rinforzali in nome di Gesù. Forza che viene dal Signore. Ci rivesti con tutta la tua armatura, Signore. Ci rivesti con tutta la tua armatura, Signore. Vorrei chiederti per ogni cosa che stiamo facendo per la tua opera e per il tuo regno, Signore, che tu possa esaudire la nostra preghiera. Tu sai quanto abbiamo bisogno per completare quei 10.000 per arrivare domani lì, Signore. E tu sai a chi parlare. E so, Signore, che tu farai e che in giornata, Signore, avremo quell'assegno circolare in mano per andare lì e il tuo nome sarà glorificato una volta in più, in nome di Gesù, Signore. Io non ho dubbi, io sono sicuro, ho la certezza che tu stai operando e che tu provvederai a ogni cosa. Quella città di Montisceboli, di Pomarance, è tua, Signore. Una luce si è accesa lì e quella luce non sarà spenta, quella torre non verrà abbattuta, quella porta non sarà chiusa, quelle voci non saranno silenziate in nome di Gesù, perché sei tu che hai aperto quella porta e la porta che tu apri nessuno può chiudere. Signore, esaudisce la nostra preghiera. Ti prego per la Mirella che è in Svezia, nella base missionaria di Sheadamit in Svezia, Signore, che tu possa benedire quella missione, che tu possa aiutarla in ogni cosa. Signore, ti prego stamattina di agire, di operare, di fare, di muovere. Signore, ti prego per i nostri pastori, operai,
per tutte le sue famiglie, Signore. Oh Dio, va all'incontro di questo uomo di Dio, va incontro di Marco, Signore, abbraccia l'anima di Marco, abbraccia la sua famiglia, Signore, che tu possa dare a lui la saggezza, discernimento, grazia, potenza, autorità, unzione, che tu possa aggiungere ancora la fede, che tu possa insegnarlo per insegnare, insegnarlo nel servizio, insegnarlo nella fede, in ogni cosa. Fa crescere, Signore, il missionario Marco nella tua presenza, come un albero, Signore, di ulivo. Oh Signore, ti prego per il missionario Giovanni, la sua famiglia. Oh Signore, lavora nella sua vita. Signore, aiutalo in ogni cosa. Ti prego per la sua famiglia, che tu possa dare a loro un figlio, Signore. Dacci questo regalo quest'anno ancora, questa buona notizia, Signore. Apre la madre, Signore, fa fiorire quel campo in nome di Gesù, Signore. Ti prego, aiutalo in quella missione con la sua moglie e con tutti i fratelli, in nome di Gesù, Signore. Ti prego per la missionaria Jamile, prepara un futuro brillante per lei, per la missionaria Carminha, continua con lei, Signore, essendo la sua forza, la sua salute. Ti prego per la missionaria, per il pastore Davide, la missionaria Lia, in nome di Gesù, Signore, continua operando. Mettiamo ogni cosa, ogni situazione davanti a te, tu sei grande. Ti prego per i fratelli della chiesa di Scandici, della chiesa di Firenze, di Pisa, di Monticerboli, di Verona, Legnago, Signore, di Svezia. Oh Signore, ti prego pela conferenza missionária 2024, per i pastori che predicheranno, pastore Ficara, pastore Zino, pastore Bua, pastore Rocha, in nome di Gesù, Signore, che tu possa portarti una porzione speciale per la nostra vita, per la nostra anima. Il programma, Signore, mettiamo nelle tue mani. Continuiamo a cercare la tua presenza. Signore, ti prego per i giovani, per il vivaio missionário. Signore, che tu possa quest'anno darci 10 giovani per la missione, 10 nuovi missionari per la missione, Signore, ti prego. E vorrei oggi, lo Spirito Santo mi spinge. Ti prego per Giulia, figlia di Edna, Signore. Entra lì. Ora mandarai che auserga me nebbia. Signore, Giulia ha una chiamata, Signore. Io ti prego che tu possa lavorare nella vita di Giulia. Spezza ogni piano maligno contro lei. Dio, Giulia è una ragazza chiamata da te. E credo, Signore, che tu puoi portarla alla tua presenza. Perché lei conosce già, Signore, la tua via. Lei ha sentito i culti che facevamo, Signore, e il seme non morre. Anda, sovreforiga. Oh, Signore, ti prego, esta mattina, va all'incontro di Giulia, Signore, che tu possa distruggere ogni piano del nemico contro di lei, in nome di Gesù, Padre. Che tu possa mandare i tuoi angeli, perché stamattina tu mi dici che tu sei liberazione nella vita di Giulia. C'è un piano del diavolo contro Giulia, ma oggi tu stai strappando questo piano. In nome di Gesù, Signore. Ti prego, prepara un futuro brillante nella tua presenza per Giulia. Oh Spirito Santo, alleluia, tu sei qui, Signore, ad operare. Ti prego per i figli, le mamme, i genitori, come la sorella Edna che prega, che piange. Signore, che i genitori si alzino in preghiera. Uniamoci, genitori, in preghiera per i figli, perché il Signore farà, tuo figlio sarà un missionario, in nome di Gesù. Tua figlia sarà una missionaria, in nome di Gesù.
Non chiedete cose piccole al Signore, come lavoro, come questo. Ah, Signore, dà un lavoro. Non chiedete cose grandi. Signore, fa mio figlio un uomo di Dio, fa mia figlia una donna di Dio. Perché le altre cose saranno sopraggiunte. Signore, ti prego stamattina. Ti prego per le coppie, per le famiglie, per i bimbi. Oh, Signore, quanti genitori pagheranno il prezzo della negligenza, di non portare i figli nella tua casa, alla tua presenza. Vorrei chiederti, Andara, Sheremi Kobi, vorrei chiederti per Alberto, figlio di Giumara, Signore. Ah, Signore, quel bambino, Signore, ti prego che tu possa fare un'opera nella sua vita, che quel bambino diventi un uomo tuo nella tua presenza, un servitore tuo, Signore. In nome di Gesù, Signore, tu sei grandi, 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 grande sei il Signore. Ti prego, Gesù, opera nella vita di questi bambini, degli adolescenti, quelli che si sono allontanati. Signore, fa tornare il figlio prodigo alla casa, in nome di Gesù, Signore. Soffia, soffia il vento di restaurazione. Miei fratelli, fa tornare, Signore, a casa i fratelli che si sono allontanati. In nome di Gesù, Signore, ti prego per l'Italia. Ti prego, Signore, che tu possa alzare uomini e donne in questo paese. Ci sono ancora 1023 comuni senza la Chiesa e vorrei chiederti, Signore, per questi comuni che non hanno ancora la Chiesa, un pastore. Oh, Signore, tu puoi aiutarci ad arrivare a queste persone. In nome di Gesù, Signore, fa crescere le basi missionarie. Il progetto Non Sei Solo, aiutaci in ogni cosa. Ci aiuta a ricevere questi fratelli che vengono a ritirare il pacco alimentare. Per gli alunni della classe di italiano vorrei chiederti per la Samuela, per la Milvia, per l'Anna Maria, per la Monica, e che tu possa darci ancora altri volontari e che questa scuola di italiano, Signore, che è un progetto missionario, possa crescere e aggiungere anime nel tuo regno. In nome di Gesù ti prego, Signore, che tu possa mandare quella persona che a casa non ha niente da fare. Noi abbiamo la segreteria qua a volta che ha bisogno di una persona, Signore. Dio, come noi siamo egoisti. Perdonaci, Signore. Potevamo essere qui a lavorare per te. Oggi la giornata inizia alle 7 e finisce alle 9. Dammi la forza, Signore. Dammi la forza per fare la tua opera, perché la gioia ce l'ho già. Io ho questa gioia di proclamare, di annunziare, di aiutare, di servire, Signore. Grazie. Grazie, Signore, perché mi hai dato il privilegio di essere un missionario, di essere un pastore, un servitore nella tua casa. Grazie perché sono utile. Oh, Signore, i miei anni più belli voglio spendere per te, sol per te, mio Signore, che sei morto per me. Oh, Gesù, risveglia i miei fratelli.
quelli che possono e non fanno, quelli che hanno la possibilità, hanno la macchina, hanno uno stipendio, hanno la salute e non fanno niente. Signore, risveglia, fa questa persona sentire questa gioia che posso sentire io qua, quando servo la mensa. Oh, de cama subria, oh Signore, grazie Dio. Ti prego per questa nuova classe del vivaio missionário, ti prego pela scuola biblica vivaio missionário, Signore, che noi impianteremo nelle basi missionarie quest'anno, Signore. Ci rinforza, Signore. Aiutaci, Signore, che io domani possa arrivare dal notaio lì a Pomaranche, glorificando il tuo nome, perché tutti vedranno, sapranno, considereranno che le mani dell'Eterno ha fatto. In nome di Gesù, Signore, ti ringrazio stamattina. Amen e amen. Oh, gloria a Dio, che benedizione. Fratelli, ogni martedì e giovedì noi abbiamo il progetto Non Sei Solo a Firenze, nella base missionaria a Firenze. Di mercoledì abbiamo il progetto Non Sei Solo a Scandici, e nelle altre basi missionarie anche ogni settimana abbiamo un giorno in ogni base missionaria, a Pomaranche, a Verona, a Pisa. E se tu vuoi essere volontario di questo progetto, un servitore, non è una mano che tu darai, ma è il tuo servizio al Signore. Amen? Vieni, partecipa. Il Signore ti benedica. Leggiamo la parola stamattina, Salmo 16. Leggiamo il Salmo 16 stamattina. Apri la tua Bibbia. E leggiamo la parola. Salmo 16. Guardami, ó Dio, perciò che io mi confido in te. Io ho detto all'Eterno, tu sei il mio Signore. Io non ho bene all'infuori di te. Tutta la mia affezione è inverso i santi che sono in terra, e inverso gli uomini onorati. I tormenti di coloro che corrono dietro ad altri dii saranno moltiplicati. Io non farò le loro offerte da spandere, che non di sangue, e non mi recherò nelle labbra i nomi loro. Il Signore è la porzione della mia parte, è il mio calice. Tu, Signore, mantieni quello che mi è scaduto in sorte. La sorte mi è scaduta in luoghi dilettevoli. Una bella eredità mi è pur toccata. Io benedirò il Signore, in qual mi consiglia. Esiandio le noti, le mie reni mi ammaestrano. Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei, perciò che Egli è alla mia destra, io non sarò giammai smosso. Perciò il mio cuore si rallegra e la mia lingua festeggia. Anzi, pur la mia carne abiterà in sicurezza, perciò che tu non lascerai l'anima mia nel sepolcro, e non permetterai che il tuo santo senta la corruzione della fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita,
sazietà ad ogni gioia è col tuo volto, ogni diletto è nella tua destra in sempiterno. Amen. Alleluia. Il Signore è la porzione della mia parte e il mio calice. Alleluia. Rimaniamo in questa parola. Vi auguro una buona giornata, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua famiglia, con tutti noi, oggi e per sempre. Diciamo amen e amen e amen. Un abbraccio carissimi, che Dio vi benedica. Se Dio vuole ci vediamo giovedì alle 8 con la preghiera del mattino. Non dimenticare di lasciare il tuo mi piace. Se tu ancora non sei iscritto su questo canale, fa la tua iscrizione e condivide ai tuoi amici, la tua famiglia, dicendo: guarda, seguite questo canale e partecipate della preghiera del mattino. Dio vi benedica, un abbraccio carissimi nel Signore.